Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È un palermitano il sospettato per il duplice omicidio avvenuto pochi giorni fa in Inghilterra ai danni di due giovani messinesi, Nino Calabrò di 25 anni e Francesca Di Dio di 20. In base a quanto emerso, l'indagato è un giovane originario di Palermo con problemi psichici e sarebbe in stato di fermo. Avrebbe assassinato la coppia a colpi di martello. Il giovane era stato nei mesi scorsi un coinquilino di Nino Calabrò. Nuovi sviluppi sull'omicidio di Christian Zod, il 23enne ucciso in Germania mercoledì scorso dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti alla pizzeria del padre vicino Stoccarda. L'uomo di 52 anni che è stato arrestato poiché è accusato del delitto è Michele Quarta, lo zio di Sandra Quarta, la ragazza di 20 anni scomparsa tra il 18 e il 19 dicembre sempre in Germania. Il cadavere della giovane era stato ritrovato proprio nel giardino dello zio. L'Antitrust ha deciso di aprire un'istruttoria sul caro voli da e per la Sicilia. La decisione è arrivata a seguito dell'esposto presentato dal presidente della regione Renato Schifani. La situazione determinatasi contro i siciliani, ha detto il governatore, è sotto gli occhi di tutti e l'ho posta anche all'attenzione del Paese. Adesso attendiamo fiduciosi. E proprio il presidente Schifani ha espresso soddisfazione anche per l'assegnazione dell'ultimo lotto dei servizi di aliscafi che riguardava le isole Pelagie. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di garantire i collegamenti veloci con le isole minori della Sicilia. Diamo così certezza e regolarità a un servizio essenziale per garantire i diritti alla mobilità dei residenti, ma anche per dare certezze agli imprenditori che vivono di turismo, le parole del governatore siciliano. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.